Mi ha strattonato, facendomi gettare la borsa per terra, e in quel momento ho urlato fortissimo. Un maledetto weekend di paura. Risse, violenza, rapine. Vicenza, città di provincia, mostra un volto spaventoso. Il buio scende in fretta e nei vicoli si annidano balordi, mentre nelle piazze la movida si scatena tra droga e alcol. E quando la mezzanotte cade per strada, c'è chi viene braccato da sagome minacciose, feroci, sfacciate, arroganti, strafottenti, sfidano le regole, disprezzano le leggi, si accaniscono sulle prede più deboli, anziani, donne, giovani che camminano da soli, che possono essere accerchiati, pestati, rapinati. Nel weekend un pizzaiolo, finito il turno, viene inseguito, cerca riparo in un locale, in piazzetta San Paolo, ma viene letteralmente trascinato fuori e pestato senza pietà. Nelle stesse ore in Viale Retenio una ragazza viene bloccata mentre torna a casa da 3 balordi. Uno di loro la assale violentemente. Lei ripercorre quegli attimi terribili tra le lacrime. Mi ha preso per il braccio, provando a togliermi la borsa. Io ho posto resistenza per pochi secondi. E allora lui mi ha strattonato, facendomi gettare la borsa per terra. E in quel momento ho urlato fortissimo, ho continuato a urlare finché non sono riuscita a dargli un colpo e scappare in mezzo alla strada sperando che qualcuno passasse. Sì, dopo, quando sono arrivata nell'ambulanza, hanno guardato il mio cappotto e c'era un buco, come se un oggetto appuntito tolto, avesse pugnalato, e ho guardato la mia schiena e c'era un livido. Adesso è caccia ai 3 rapinatori stranieri e le forze dell'ordine stanno cercando anche gli aggressori del pizzaiolo. Ma questi personaggi vigliacchi e sfrontati che terrorizzano i cittadini di sera sono gli stessi che girano per il centro storico e per Campo Marzo, anche durante il giorno. Sono le stesse persone che girano in Campo Marzo e per altri motivi non sono invisibili, sono persone che possono essere facilmente riconosciute e che purtroppo ho anche paura di rincontrare.